Vai. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di Salotto Siciliano. Non so quando andrà in onda questo episodio perché ne stiamo facendo tanti in questo periodo perché Intanto registriamo. E con noi non siamo soli, abbiamo due ospiti, ma uno principale. ovvero presentati. Andrea Motta. Aspetta, microfono più vicino. Microfono vicino, scusate. Ok. E allora, mi chiamo Andrea Motta, sono di Noto, ho 28 anni e faccio skate da 15 anni. In questa realtà dove lo skate non esiste, praticamente. Ok, perfetto. E Angelo? dall'altra parte abbiamo Lorenzo Costa Buongiorno a tutti, da Roma. ospite speciale per la vacanza, Direttamente la dalla vacanza capitale. qua a Noto, dalla capitale del mondo. Lo ospito io, quindi Sono qui. sono qui, è qui lui. Sono qui. Ok. Vedete qui. Sì, non si vede dietro le telecamere, c'è una brandina per lui proprio sistemata. Abito in studio, sono il custode Ospitato, dello studio. arrangiato come meglio si può. Ok, perfetto. Allora, intanto io direi Cominciare di quelli che sono gli inizi. come hai incominciato a fare skate? Cominciamo proprio dall'apice, praticamente, dall'inizio, che tutti le abbiamo provate. Noi siamo del quartiere cioè Rocianazzo, praticamente, del piano alto, no? Non so se sapete il quartiere dove c'è il Fornaciari, vicino all'ospedale. Ok. E lì anche già da prima della nostra generazione, chi era più grande di noi già lo skate lo conosceva negli anni 80, 90, 80 c'erano gli skater che andavano in giro. Già a Noto era arrivato lo skate. Già a Noto c'era quel gruppetto di ragazzi alternativi, che chi tatuava, chi faceva, che comunque qualcosa di nuovo mai visto, e secchiate d'acqua se ne sono presi dai balconi della gente per skateare in giro in una maniera incredibile. Quindi comunque vuoi non vuoi un esempio ce l'abbiamo sempre avuto di break dance, di street, di street sport, no? Ok. Della scena sempre, della scena street, diciamo. Anche nella stessa Noto. Sì, al Noto stesso, però sempre nel piano alto. Già piano basso c'era più bicicletta, calcio e tutte BMX. Sì, BMX. Ah, proprio era divisa Noto tra piano alto e piano basso a livello di sport. A livello di usanze. No, vabbè, si giocava sempre a calcio, tutti giocavamo a calcio tuttora. E facevamo le sfide tra le varie piazzette, Piazza Bolivar, Vabbè, Piazza anni Sacro 90 Cuore. stiamo Sì, parlando. si parliamo anni 90. Poi vabbè, più cresci, più hai voglia di esplorare, conoscere più sport, trovare il tuo, la tua strada, no? Quindi che fai? Un giorno eri con i ragazzi del centro sociale là a ballare break dance e fare un po' di tutto pur di svariare con la monotonia delle giornate, no? Certo. E quindi abbiamo provato quello, abbiamo provato il monopattino, il basket, tutti gli sport, anche sai che ciuppiette tipo boom, ammazzavamo. Cioè noi anche grandi amanti siamo stati. Sfida di ciuppietti o spacca, tipo, non sapevamo mai come stai fare. sbloccando il ricordo. Quindi, tutte le spille messe sopra. No, fortunatamente noi siamo l'ultima generazione. Io e Angelo che abbiamo giocato con le troppole. I Beyblade, quelle cose tipo già moderne. Non hanno lo stesso fascino. Ma per niente, ma per niente, ucciuppietto. Quindi comunque nel mio quartiere già c'era un ragazzino di nome Luca Muscarà, che posso fare nomi, no? Certo. Ci mancherebbe. Ma viene qualcosa Salvo? Viene... Sì, è il fratello di Salvo. Okay. E Salvo era uno dei grandi, e comunque Salvo Muscarà, Ivan Monello, Giuseppe Bonfanti, c'era Paolo Monello, Paolo Conte, c'erano un sacco di ragazzi che già skateavano. Ok. Che però ovviamente per i livelli che c'erano in quell'epoca non era evoluto, non era uno skateboard evolutivo come oggi. Oggi ci sono trick impossibili, fai cose. Se prima facevi un ollie, che ollie è praticamente senza variazioni, solamente saltare e tenere lo skate appiccicato ai piedi senza farlo girare o flippare. Già facevi uno di c'è un semplice sì, salto, un semplice salto. Se già tu lo facevi quello da 10-15 scale eri considerato. Invece ora ovviamente lo sport si sviluppa sempre di più, sono sempre di più le persone che lo praticano. Quindi se prima bastava un ollie da un set di 10 scale per essere notato, ora dovresti fare 4 flip consecutivi, 360 flip, nose grind, un sacco di trick comunque tecnici che nonostante ciò comunque devi fare stilosi e bene, perché sennò non vieni notato né considerato, ecco.
Ah, Quella è la cosa, ormai è molto più difficile entrare, avere uno sponsor, Sì. avere chi ti segue, chi ti favorisce una tavola gratis, perché comprare una tavola, la tavola è la cosa che cambi tutti i mesi, se skati tutti i giorni, una volta al mese cambi la tavola perché comunque è legno. mediamente E quanto lasciamo costa una tavola? La media è dai 50 agli 80 euro una tavola, può costare, varia Ovviamente tra... prendi solo la tavola senza... Ovviamente solo la tavola, perché Poi poi le sono, ruote devi poi cambiare sono i spesso. track, le ruote e i cuscinetti. Quello che cambi più spesso è la tavola e i cuscinetti. Ruote e track, a mio parere, cioè, io ce li ho da un anno, stesse ruote, stessi track, non li cambierei perché è come cambiare piedi. Praticamente se cambi i gommini, quella piega, perché puoi utilizzare in maniera soft, cioè morbida, che è molto, diciamo, cambia direzione molto velocemente. Invece lo puoi mettere più duro, stretto, tipo lui è molto più duro e invece di Come- girare con lo sbilanciamento del corpo devi per forza alzare il tail e cominciare a girare così sono due modi Sensazioni diversi. diverse. Sì, Ok. poi che sta a allo skater decidere di skatare. E niente, comunque stiamo dicendo... Trovo un ragazzino cappellino che è praticamente Luca Muscarato. Ok. Uno così sembrava, non lo so, Ryan Sheckler di nuoto, veramente. Cappellino girato all'indietro, tutto hip hopparo, no? Stilosissimo, già piccolo. E lui già faceva flippare la tavola. Per noi a 13 anni era wow, che cosa fai? Riesci a fare il kickflip? E da lì con Maurizio Belluardo che lavora al Tannur qui con Ok. i ragazzi. Abbiamo cominciato a skateare con Luca Muscarà e con i consigli del fratello grande Salvo, con la combriccola Ivan Giuseppe Bonfanti che c'era. Ok. E da lì diciamo che non abbiamo più smesso di skateare. Ovviamente c'è chi ha smesso per lavoro, chi per università, perché comunque Luca adesso è ingegnere aerospaziale. Cioè chi per lavoro, io facevo il cameriere, mi dovevo dare da fare comunque per mantenermi le scarpe, come potete notare, con l'accaldo sui buchi per riprendere, perché comunque costano le cose che vanno via sempre sono le scarpe e la tavola. Tutti i mesi li E il cambio. rinoccia, penso. Ma anche le scarpe e si rovinano. E anche le ginocchia, sì. Le scarpe si rovinano spesso. Le scarpe sì, perché come? praticamente sopra lo skate, non so se hai notato, c'è lo strato sopra che è la tipo carta vetrata. E la no? suola delle scarpe perché la è sola- così? È la sola, la stessa cosa. Ah. La suola no, allora si usano secondo me. Partiamo dal presupposto che chi skata può skatare anche con le ciabatte, può skatare anche con le Timbaland, con le Nike, poi dipende alla tua comodità. Ah, dal feeling. Di solito però si usano scarpe piatte, senza tacchetti dietro, senza troppo Air Max, troppo sai, il gel morbido, per avere una sensazione migliore sulla tavola, perché la tavola comunque è piatta, ha un minimo di concave, è un po' concava la tavola. Poi ci sono misure diverse, puoi scegliere se avere la tavola poco concava o più concava, sa a te. Però sì, è un attimino per favorire il movimento e la stabilità, soprattutto distribuire il peso del tuo corpo non troppo sulle punte, non troppo sui talloni, non troppo, diciamo, morbida come sensazione. Devi sentire un po' il tatto della tavola per triccare, è quella la Ok. cosa. Io prima parlavo con Angelo e mi ha raccontato, non lo sapevo, che diciamo tu a Ragusa Sì. hai portato lo skate nelle scuole. Cioè non l'ho portato io lo skate nelle scuole, sì. non l'ho portato io lo skate nelle scuole. Praticamente a Ragusa, cosa che abbiamo provato a fare anche a Noto, a Siracusa, a Catania. Chiunque ha presentato un progettino al sindaco per Minimo. farsi fare anche quei 10 metri quadrati di piazzetta con una rampa. E a Noto è successo? No, non è successo. Ok, allora Siamo autoarrangiati Ok. al Palatucci. Però a Noto al Palatucci, bravo, giusto intervento. Ci siamo arrangiati già all'epoca, quando avevamo 13 anni, 2007-2008. Sì. Già con i grandi costruivamo con Le rampe. con legni, con saldature sui ferri. E praticamente i rail, i ferri che prendevamo erano i pali dei cartelli stradali. Tipo quelli. Non so se si può dire. No, No. Non so se si può dire, lasciavamo il cartello a terra, poi
Però non è che lo rompavamo noi, attenzione, non rompevamo niente. Noi lo trovavamo a terra rotto e diciamo vabbè, facciamo un'opera di bene e puliamo le strade, facciamo il cartello diamo lì. nuova vita ai cartelli. Questo rail, questo ferro qui lasciato incustodito può servire a qualcosa. No, Ovvio. assolutamente. Quindi stavamo dicendo qual è stato che progetto avete presentato? Allora, progetti veri e propri con seri, con tanto di, non lo so, con programmi, con un minimo di progettino come si deve, non l'abbiamo mai fatto realmente. Abbiamo presentato sempre delle sorte di esempi di skatepark per far capire che comunque non bisognava spendere 50.000 euro, 100.000 euro, bastavano anche 2, 3, 4.000 euro per comprare quelle strutture e piazzarle in una base di quarzo liscia che è pattinabile, ecco, skateabile vuol dire pattinabile. Già un esempio, cioè Parco Mannarazzi. Parco Mannarazzi, il flat praticamente è il pavimento, Sì, chiamato flat. non è buono. No, non è che non è buono, è un po' ruvido. Ok. È un po' ruvido. Sarebbe anche skateabile se fosse tenuto pulito. Comunque lì c'è sempre il braccialino che va. Il peggior nemico della ruota dello skate è una pietra. Le pietre più piccole ti fanno bloccare come se fosse un dinosauro che ti blocca, tipo tu cadi. Non c'è remissione di peccato, cadi. Ho capito. Invece skateare dentro Noto. Dentro noto Piazza Nuova. barocco, quindi. Barocco. Ho visto allora il palchetto della musica Sì. in piattaforma. Ok. Sì, poi perché ho lì il visto pavimento un hai altro. visto com'è liscissimo. Mamma mia, il palchetto della musica anche bello. per i truppietti era un... No, e poi ne ho Era visto un altro. pazzesco. E poi ne ho visto un altro che ho detto: ma come mica gli è passato per testa di farlo lì? Che è vicino Zuccarello praticamente. Anche c'è un Ok. marciapiedino. Una zona periferica. Veramente è la stessa casa che ci stavamo affittando in questi Corpignattaro. giorni. Diciamo. C'è un marciapiedino lì, sì, e poi arriva nella discesa del garage, no? E niente, ma lì quello non l'ho trovato. Quello l'ha trovato, quello spot lì l'ha trovato Giuseppe Romeo, che è un professore sia nella vita di artistica, di- educazione artistica, che di skateboard, perché è fortissimo. E lui ha più di 40 anni ormai ed è un pioniere dello skate, veramente. Però di più, certo, secondo me è pesante il fatto che uno per praticare un determinato sport Sì, debba spostarsi, devi perché dipende sempre viaggiare dalle storie. sempre, Uno deve sempre, viaggiare, Io lo so. sempre, deve spostarsi, sempre. deve andare a Ragusa, come hai detto tu. Catania, Ragusa, Palermo, dipende dove. Cioè, io quando mi sposto non per forza per fare lezioni di skate o anche per skateare da solo. Cioè, vado per trovare gente, vado a skateare con persone che skatano, visto che qui non c'è nessuno ormai, ma non perché Luca Muscara skata sempre, solo che lui è impegnato, lavora. Sì. Più che altro vai lì per diciamo stimolare quei limiti che puoi avere in un paese, sempre rimanendo stabile, no? Statico, in un paese come Noto, dove puoi andare al campo, dove c'è quel quartier, le due strutture costruite da me, ma sei sempre solo. Poi ti ritrovi che Quante volte ti alleni lì? ora mai ci sto andando, Ok. perché con sto caldo sfido chiunque a uscire fuori, con la tavola prende fuoco sola. Cioè, o le ruote mi si squagliano, mi si saldano a terra. No, Comunque capisco. ci vado poco e niente. Diciamo che lì ci vado quando non ho alternativa, non ho scelta. Dici non mi posso muovere, sono con la riserva. Non c'è tizio a Rosolini, non c'è tizio a Catania, non c'è Rosolini, nessuno. cioè, tipo, Rosolini è una bomba, Rosolini è una bomba per Ma dove, skatare. scusami? Alla Villetta, proprio entrando c'è il campo sportivo. Ok. C'è la villetta chiamata la Villetta delle Papere. Ah, lì? Ma io ci E sono- lì è proprio, sembra una piazza Sì. fatta apposta per skateare, scale. Ma lì è stata una meta di aspetta, un ti sacco di team skater, di team skate come Spitfire, come Baker, come Nike SB, un sacco di tour europei, americani, eccetera. Se vengono in Sicilia, quella è una tappa sicuro da fare, come Sempre c'è Paternò, questo- come un sacco di altri spot che si conoscono comunque. Ah, cavolo, non... E dicevamo, io non ho portato la scuola skate a Ragusa, ma Sì. dopo aver presentato questo progetto che
posso dire il nome di chi l'ha presentato? Sì, certo. Enrico Ravalli, che è un amico mio che fa skateboard lui. Sì. Ha presentato il progetto e non gliene fregava niente di poi apparire come nome. Infatti è stato inaugurato dal sindaco sotto nome di quello, lui non hanno più cagato nemmeno, Sì. no? Però lui quello che gli interessava di più era di avere una scena a Ragusa, di creare una sorta di skatepark, un ritrovo per ragazzi e non lasciarli sempre in piazza. Comunque ti vuoi allenare, puoi allenarti anche al park, benissimo. Però Sì. lo skate, non scordiamoci che lo skate è street, lo skate è street spot, è la strada, lo skate lo si fa dappertutto, non c'è per forza io devo schedare, allora domani prendo il borsone e me ne vado al park, o io se devo schedare skate solo al park. No, non funziona così, lo skate è dappertutto, cioè si svaria. Però io ho visto anche tipo su TikTok dei video americani più che altro che c'è molte, la gente si lamenta di chi rovina tra virgolette i parchi Certo, oppure i luoghi certo. pubblici perché sono le panchine, Muretti, però, marmo. esatto, e vedo sempre gente che si mette davanti, cerca di Ma ormai impedire che passi. hanno inventato gli skate stopper, che sono praticamente sono? dei pezzi di ferro. Sai, noi Esatto, invece scriviamo gli angolari dei muretti, marmo, quello che è. O gli handrail sono le ringhiere dove tu ti appoggi con le mani per scendere le scale. Quelle sono skateabilissime. Ormai per non fare skateare la gente in questi posti mettono dei, diciamo, delle placche, Dei rialzi, delle cose delle che- placche, così tu arrivi boom, e non lo puoi strisciare più di un tot perché ti si blocca, che c'è la placca messa ti lì ammazzi. e ti ammazzi. E comunque c'è anche chi skata con tutte le placche messe lì, tipo ci passa sopra con una leggerezza assurda ed è difficilissimo. Poi la tavola si consuma, penso. Vabbè, ma la tavola è l'ultimo dei problemi. Ah, Alla scusa, fine scusa. Lo fai, cioè quando tu vedi quello skater che c'ha la tavola sotto con la grafica impeccabile e pulita, vuol dire che quello non skata. Vuol dire che non è Attenzione. non skata. Quando tu vedi quello che esce con Attenzione. la tavola e c'ha la tavola con la grafica sotto che Tipo se la le tavole, personalizzato. le tavole Sì. Supreme. di- Mamma mia, lasciamo stare per favore. Lasciamo stare. Cosa ne pensi di questo? Delle tavole Supreme? Sì. Vabbè, niente. Fanno anche le mattonelle Supreme. Cioè, ormai la Supreme Vabbè, ma Supreme è nata come marca. non penso sia nata come marca da Multiuso. skate, no? Una marca da skate. è Ma più Supreme. che skate, Ma- secondo me era Skate Mag, tipo un magazine sullo skate. Vabbè, quello aspetta, che era la Supreme anche come Carhartt, come, cioè non Non ha niente a che ignoranza. vedere con Carhartt, però come Converse, come tutti gli sport, come tutti i loghi del mondo ormai si stanno anche buttando sullo skateboard, quindi anche se nascono come dei brand da scarpe o da magliette o comunque sponsorizzano sia skater che un giocatore di calcio oppure un giocatore di tennis. No, assolutamente. Si buttano dappertutto. Infatti se ci abbiamo le Olimpiadi ora è solo Ecco. grazie a Nike Ecco, SB. un altro argomento. È solo grazie a Nike. Ma Nike SB è skateboard. Sì, è skateboard praticamente. Ok. Nike SB è proprio skateboard. Linea da skate. Sì. Ed è una tra i marchi, no, è il marchio più potente al mondo perché ha comprato proprio le Olimpiadi per poter inserire lo skateboard. Perché praticamente che cos'è? Nike, come sai, sponsorizza golf e tennis, e tutti gli sport del mondo Nike ce li ha. E quindi ce li ha Sì. tutti come una piramide. Alla vetta ce li ha portati. Ormai più di questa punta non puoi salire. Allora cosa ha fatto? Cosa abbiamo? Non alla vetta, lo skateboard, queste robe. Ok. Quindi che facciamo? Puntiamo a far raggiungere la vetta anche allo skateboard, Cerchiamo perché di loro fare devono essere il top nel mondo, no? E fanno ma bene. infatti i migliori skater al mondo sono sponsorizzati Nike SB. Nike SB. Come l'unico, ci sono, cioè Jacopo Carozzi è italiano, Sì. di Milano, pro skater per Baker, che è uno dei marchi più potenti al mondo, Sì. che comprende gli skater più potenti al mondo, e lui è sponsorizzato Nike anche. Quindi abbiamo qualche eccellenza italiana, no? sì, no, in Italia c'è il livello, ma non solo in Italia, in Sicilia io ho l'onore di skateare con Mauro Caruso, che praticamente lui è stato campione italiano anche al tempi del 2006, non mi ricordo, una cosa del genere. Ok. E io con lui, cioè non è che lo conoscevo, lo vedevo solo su YouTube, sui video, e facevo: Maria, io voglio diventare come lui, vorrei skateare come lui.
E alla fine sono riuscito non a skatare come lui, ma a skatare con lui. Che bello. Quindi è una cosa, è un traguardo bestiale che io filmo lui filma me, ci facciamo i video a vicenda e comunque lui si gasa e è contento di skatare con me. Io sono Ma di al dov'è settimo lui? cielo. Lui è di Motta Sant'Anastasio, vicino Catania praticamente. Sì. Proprio un piccolo paesello. Lì che è hanno più una piccolo grande di Noto. cultura per sbandieratori. Lì sono pazzi per... come Bucchieri. Sì, come sì. Bucchieri, ma lì è più piccolo di Noto e Hanno le contrade, pazzesco lì. Cioè, bestiale, andate. bestiale. E Tu anche- ignoranza, ma quando tu dici gareggiare, che intendi? di sicuro non è una corsa di velocità, ecco. I trick, c'è un giudice Allora che sì, giudica ci sono, certi ci sono trick. dei giudici. Praticamente ora come abbiamo fatto l'ultimo contest, come è stato svolto l'ultimo contest della federazione, loro ti danno a disposizione il primo round che hai, no? C'hai 2 minuti di tempo, skati con un altro e devi fare una somma di punteggio, e loro notano quante volte sbagli, quante strutture utilizzi nel park, quanta differenza c'è fra i trick, con quale semplicità fai i trick, con quale velocità ci vai, cioè notano un po' tutto, lo stile, il flow, la qualità di svolgimento, cioè proprio ci sono un sacco di caratteristiche che i giudici devono andare a osservare, che però vengono aiutati dallo speaker, perché i giudici sono sempre così a testa bassa e quindi c'è lo speaker che dice quello che stai facendo, wow, hai fatto flip over the rail, e quelli flip over the rail tipo Motta, mentre quello parla notano, perciò se lo speaker non è funzionale, non funziona, magari annoteranno cose in meno, cioè non lo so, poi come devono stare molto attenti. Dopodiché, passata la qualifica, c'hai altri 2 possibilità, cioè passate le qualifiche hai 45 secondi stavolta a turno. E stavolta sarai solo, non skati nel park insieme a qualcun altro. Quindi questo è un fattore da non sottovalutare, perché avrai l'attenzione tutta concentrata su di te. E quindi tu cominci ad avere ansia da prestazione, cominci a farti venire i crampi, lacrime agli occhi. Per chi non ci è abituato, ovviamente. Però in 2 più rischi, più bello. però rischi che, cioè, devi anche essere coordinato, nel senso un po'. Certo, se tu parti da qui o lui cioè comunque fate un giro, state attenti a non beccarvi, a non incrociarvi, ma di solito in 2 si può fare, il parco è grande, non è un problema. Più difficile quando non ci sono i contest, skatare, perché siete tipo 100 là dentro e c'è bimbi che ti passano sotto, tu che devi scavalcarli e devi stare attento a non fare male a nessuno, e quindi è difficilissimo. Sì. Invece per quanto riguarda le Olimpiadi stavamo parlando, Per quanto riguarda abbiamo qualche minimo di traguardo, abbiamo raggiunto, c'è un minimo, Ammazza, certo, sì, ovvio. Un traguardo non solo cioè, ma per tutti è un traguardo le Olimpiadi, sì. ma secondo me è solo un traguardo di popolarità e di farlo arrivare anche in zone come la Sicilia, come Noto, Avola, come paeselli che non capiscono niente altro che calcio e stop, oppure quelle 4 cose che si fanno di solito. Questa è un'occasione per far, diciamo, aumentare la popolarità di sto sport, perché poi entra in gioco un altro fattore con le Olimpiadi che separa 2 scene di skate adesso, cioè chi si prepara solo per le Olimpiadi, chi punta solo a gareggiare, a fare i contest, ma lo skate non è quello, lo skate è... Devi sentirlo, tu devi sentire di skatare anche domani se non hai il park, cioè se tu devi skatare, sei skater, skati ovunque, o con le scarpe buone, o con le scarpe rotte, o con la tavola a punta, o con la tavola spezzata, comunque lo trovi un modo per skatare, ecco. Infatti c'è chi dice che skateboarding is not a crime, c'è chi dice skateboarding is a crime, oppure sì, proprio c'è chi lo dice, proprio is a fucking crime, così dicono. E quindi 2 scene diverse. Chi non fa le Olimpiadi dice siete dei poser voi che fate le Olimpiadi, chi fa le Olimpiadi dice ma perché non le dovete fare voi nemmeno, per dire, no, che siete in grado, perché comunque vengono convocati poi in nazionale e tanti di quegli skater rifiutano di andarci alle Olimpiadi. Sì, rifiutano perché non aspirano a quello magari. E comunque realizzato questo skatepark a Ragusa,
appalti, cose, presa la gestione questo mio amico Marco Assenza, che è proprio di Ragusa, che comunque skate anche lui da 15 anni, comunque è un ottimo skater, ha un'ottima visione dello skate, anche se ultimamente col parco comunque ti devi adeguare anche al sindaco, al comune che ti cerca quelle autorizzazioni, Per fare determinate sì, quell'assicurazione, è diventato un po' anche un casino anche per lui stesso gestire il park con IVA, cose eccetera, cioè comunque non è facile. Sì, sì, sì. Ultimamente, siccome sta crescendo il numero tantissimo, poi grazie al Covid praticamente, che ha fatto chiudere, no, grazie al Covid, un lato positivo, grazie al Covid, tra virgolette, che ha fatto chiudere ristoranti, un po' tutto, cioè io facevo il cameriere, da 10 anni faccio il cameriere, tutt'oggi posso fare ancora il cameriere perché è volentieri, è lavoro alla fine. Chiuso tutto, minchia, mi sono ritrovato, scusate, minchia, ho detto No, Tranquillo, vai. mi sono ritrovato come si dice al verde, proprio senza poter trovare una via di fuga, una via di guadagno, perché tutti i soldi erano uscire, l'assicurazione perché della macchina, e nel frattempo perché la spesa la devi fare, perché comunque ti devi mettere la benzina in macchina, quelle cose anche per poter andare e spostarti a Rosolini. Sì. Senza un lavoro non lo puoi fare, quindi che succede? Che questo mio amico Marco Sì. si ritrova un po' incasinato a Natale, a novembre, dicembre di quest'anno, diciamo 2020. E allora mi dice: Andrea, mi serve una mano, così se ti vuoi fare 2 lezioni tu con me, così io mi gestisco un po' lo shop, mi fa, perché con le vendite nella scuola skate non ci sto riuscendo a dare retta un po' a tutti, quindi mi ha inserito come istruttore, no? Ed è da novembre che abbiamo un'ottima scuola, veramente, abbiamo dei ragazzi, a parte che è l'associazione con il maggior numero di iscritti in tutta Italia, cioè ha 1800 iscritti. Solo a Ragusa, neanche a Milano ci sono questi numeri. 1800 iscritti, ovviamente. Allora, esiste Ovviamente sono la maggior parte minorenni anche, quindi che iscrivono i piccoli col genitore. Quindi i genitori sono sempre là, sono con noi a supportare la scena. Questi bambini, se li vedete, ragazzi, sono degli animali, dei selvaggi, ed è bellissimo vederli girare così a 7 anni, a 6 anni, cosa che qua non è impensabile. Noi abbiamo cominciato a 13 anni, a 14 anni, quindi già ci sono la metà degli anni in più, proprio veramente questi bambini voleranno, e infatti già hanno fatto dei bei punteggi alle gare. Però quello che cerchiamo di trasmettere a questi ragazzi è che non devono puntare alle gare, ma devono puntare a skateare per loro stessi. Cioè quello che devi fare ovviamente nello skate è: sì, ok, skato con tanti altri skater molto più forti di me, però non devi demoralizzarti dal fatto che loro siano più forti di te, anzi devi dire: lo sai cosa c'è? Devo dare il massimo, devo raggiungere quei trick, voglio fare quel trick, poi vedi un altro, voglio fare quell'altro trick. E poi la mentalità giusta da assumere è: chi se ne frega degli altri, io devo skateare per me stesso, devo skateare. Poi ovviamente non significa che devi essere egoista o comunque presuntuoso, cioè, però intanto devi skateare e divertirti, perché se devi skateare per nervosirti non ha senso. Va bene, io direi. Forse l'ultima domanda, poi possiamo chiudere. Sì. Perché Conan come nome? Allora, Conan il barbaro me l'ha uscito Mauro Caruso. Ok. Forse perché io parlo sempre in dialetto, no? Ok. E quindi anche dove mi trovo sono sempre a parlare in siciliano. Ora mi sto sforzando a parlare italiano perché mi piace parlare siciliano. E quindi Conan è lui il barbaro, perché tipo a chi non ci rifutte niente, lui parla siciliano tutto il tempo. Anche se parla come milanese, per dire, io ci parlo e ci dico cose in siciliano, e che lui mi dice: ma che caritto, che cosa hai detto, cosa? Ah, vero, tu non sei siciliano, quindi comincio a tradurre praticamente, no? E poi Conan il barbaro anche perché diciamo che io sono abbastanza impulsivo, istintivo, cioè non mi pongo il problema: qua c'è la mattonella che non mi piace, lì quelle scale però sono così. Intanto tipo vabbè, proviamo, vediamo com'è, boom, ti butti, poi cadi, ti ammazzi, ti rotoli, ti spacchi, ma intanto ci provi, poi capisci dopo se puoi continuare a provarci, a fare quel trick oppure no. E mi è rimasto Conan il barbaro, sì, è vero. E allora io direi da Lorenzo, Roberto, Angelo e Conan. Oppure il super detective Conan.
vi salutiamo. Sì, E vi diamo l'appuntamento al prossimo episodio. Sperando che sia domenica prossima. Oppure a Ragusa a skateare al parco. A Ragusa a skateare. Esattamente. Un bacio. Vi lasciamo il link dei social di Conan. Un bacio. Ciao ciao.